Vorrei dare il benvenuto questa mattina a voi che siete presenti in sala e anche a coloro che ci seguono da lontano. Abbiamo saputo che delle famiglie si alzano alle 4, alle 5 del mattino per avere la diretta perché sono in altri posti del mondo. Un invito a lodare il Signore perché Egli è santo. Oggi vogliamo parlare della sua santità. Vorrei leggere con voi un versetto del Salmo 99, versetto 9. Esaltate il Signore, il nostro Dio, e adorate sul suo monte santo, perché il Signore, il nostro Dio, è santo. Ci sarà utile questa mattina riaffermare la santità di Dio affinché possiamo rinfrescare la nostra comprensione di chi è Lui e nel rinnovare la consapevolezza di cosa significa appartenere a un Dio santo. La nostra identità è in gioco e il Signore ci dà valore e significato proprio in quella santità. Egli è giusto ed esige dalle nostre vite una risoluzione, ma è anche attento a tutti coloro che lo invocano e noi siamo insieme con questo scopo. Il versetto ci dice esaltate, c'è una pluralità, c'è un popolo che si presenta davanti al Signore e adorate dal suo monte santo. La santità di Dio come termine ci dice che Egli è radicalmente diverso da qualsiasi cosa nell'universo. Allora anche le nostre vite siano indirizzate nel mostrare, nel vivere questa diversità che ci caratterizza nell'appartenere a Dio. Adorerai al Monte Santo. Mosè aveva visto la gloria di Dio e noi possiamo vederla oggi, stando insieme alla sua presenza. Esaltiamo insieme il Signore. Non serve andare su quel monte, basta rendersi attivi nello Spirito alla sua presenza. Gesù.
Preghiamo. Signore, tu regni su tutta la terra. Siamo la meraviglia tua, l'apice della creazione. Ti ringraziamo, Signore, per averci resi degni di rientrare in quel giardino, di rientrare in quella comunione con te attraverso il sangue del Signore Gesù. E così possiamo dire santo, 3 volte santo. E anche le nostre vite sono state messe a parte, santificate, rese diverse, Signore, per camminare in modo diverso. Accompagnaci questa mattina davanti alla tua presenza, salendo sul monte, Signore, offrendo noi stessi, le nostre vite, il nostro sacrificio vivente e nello stesso tempo anche ascoltarti, perché sicuramente avrai qualcosa da dirci. Ti benediciamo per questo, Signore. Ti benediciamo perché possiamo dirlo insieme come popolo. Da quella preghiera della cameretta ora siamo in un luogo pubblico e possiamo esprimere una fede comune e un desiderio di gioire comune. In questo ti ringraziamo. Percepiamo attraverso il tuo spirito il tuo abbraccio e la tua prossimità nel nome di Gesù. Amen. Come nasce un canto e soprattutto quando nasce un canto? Credo che che questo avvenga per la bontà del nostro Signore, questa bontà che ci viene incontro. Vorrei leggere con voi Salmo 98. Cantate al Signore un cantico nuovo, perché Egli ha operato prodigi. La sua destra e il suo braccio santo l'hanno reso vittorioso. Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza, ha manifestato la sua giustizia davanti alle nazioni, si è ricordato della sua bontà e della sua fedeltà verso la casa di Israele. Tutte le estremità della terra hanno visto la salvezza del nostro Dio. Acclamate. Acclamate il Signore, abitanti di tutta la terra, date incanti di gioia e di lode, salmeggiate al Signore con la cetra e la voce del canto. Come nasce un canto? Soprattutto quando questo canto è nuovo. E quando nasce un canto? Nasce da una devozione, dalla fede che ci spinge a pensare e a scrivere una verità su Dio o scrivere delle emozioni che scaturiscono da una relazione con Lui. Nasce quando qualcosa accade nella nostra vita, ci segna una forte emozione. Spesso i cantautori sono ispirati proprio da situazioni particolari che nella loro vita accadono e vedono. A volte anche una delusione, un dolore, una relazione amorosa che si interrompe, lascia scrivere delle canzoni stupende che hanno segnato anche la musica nostra contemporanea. Nel nostro cammino di fede, però, un cantico nuovo nasce quando sperimentiamo una vittoria sul male, una conquista che ci lascia crescere nella fede e fare un passo in avanti con Dio. Versetto 1, perché Egli ha operato prodigi. Altre versioni dicono perché Egli ha fatto cose meravigliose. Pensa ad almeno di una di quelle cose meravigliose e poi dirglielo in preghiera più tardi, quando saremo tutti insieme nella preghiera. Versetto 2, ha fatto conoscere la sua salvezza. Significa che Egli si rivela, parla, soprattutto salva. E di solito quando usiamo questo termine vuol dire che qualcuno è in pericolo. Non avete mai visto un'operazione di salvataggio? A volte è una questione di un attimo, perché la vita di qualcuno possa essere salvata. Egli ha fatto conoscere la sua salvezza. Il pericolo è risolto dalla mano di Dio stessa. Versetto 3, si è ricordato della sua bontà e della sua fedeltà. Egli non dimentica.
anzi dimostra di essere fedele alle sue promesse. E tante volte il suo popolo si è trovato in pericolo, come anche ognuno di noi. Lui era lì perché si ricorda chi siamo e il valore che abbiamo. E allora acclama, canta con gioia, canta la bontà del mio Signore, e poi canta, nasce un canto. E dopo questi due canti preghiamo insieme, liberamente, davanti al Signore. La bontà del mio Signore mai finirà, forte rocca per chi spera, perché Lui confiderà la grandezza del suo nome, la sua parola ancora, la gloria sua sarà per ogni età. La bontà del mio Signore mai finirà, forte rocca per chi spera, perché Lui confiderà la grandezza del suo nome, la sua parola ancora, la gloria sua sarà per ogni età. Tu sei il Dio del cielo, il principio e la fine, e sul trono tuo siede eccelso Re, rimarrà nelle difficoltà, sul tuo trono Dio, e chi temerò. La potenza tua, Signore, chi può contenere? Loderemo il tuo nome, per sempre, o nostro Re, degno sei di ogni onore, tutto a te noi doniamo. Tu sei Dio, nessuno è pari a te. Tu sei il Dio del cielo, il principio e la fine, e sul trono tuo siedi eccelso Re, rimarrà nelle difficoltà, sul tuo trono Dio, e chi temerò. Non cambi mai, fedele sei, chi fermerà il tuo grande amore. Non cambi mai, fedele sei, chi fermerà il tuo grande amore. Tu sei il Dio del cielo, il principio e la fine, e sul trono tuo siede eccelso Re, rimarrà nelle difficoltà, sul tuo trono Dio, e chi temerò. Non cambi mai, fedele sei, chi fermerà il tuo grande amore.
torniamo a te. Nel tuo regno nuova vita è in noi. Noi siamo tuoi. Ogni giorno mi dai forza per vivere. Non ho paura perché sei vicino a me, vicino a me. Osanna, Osanna, tu sei il mio Salvatore, degno di ogni onore. Osanna, Osanna, vieni con il tuo amore, guidaci tu, Signore. Ogni giorno mi dai forza per vivere. Non ho paura perché sei vicino a me, vicino a me. Osanna, Osanna, tu sei il mio Salvatore, degno di ogni onore. Osanna, Osanna, vieni con il tuo amore, guidaci tu, Signore. Signore, lode e gloria al tuo nome. Lode e gloria, Signore, perché ci dai la possibilità anche oggi di essere qui davanti a te. Lode e gloria, Signore, per il dono di Gesù Cristo, che si è sacrificato per la nostra salvezza. Lode e gloria, Signore, per il dono che ci hai fatto dello Spirito Santo, che noi sentiamo qui adesso in mezzo a noi. Lode e gloria a te, Padre Santissimo, nel nome potente di Cristo. Amen. Amen. Lode a te, Signore, perché le nazioni di tutta la terra, da quella città di Gerusalemme, hanno ricevuto poi a seguire la tua salvezza. Lode a te, Signore, perché la tua salvezza è giunta in tutta la terra e noi oggi, abitanti di tutta la terra, possiamo dire lode a te, Signore, gloria a te, Signore. Sia benedetto il tuo nome, Signore, anche da questa stanza. Sia benedetto il tuo nome, Signore, perché gli abitanti di tutta la terra possano godere della tua salvezza. Se ti vogliono cercare, ti possano trovare, perché tu stai sulla porta e bussi, Signore. Ti preghiamo perché tu continui a bussare sulla porta dei nostri amici, dei nostri parenti, dei nostri vicini di casa. Ma soprattutto in questo momento vogliamo dirti lode a te, Signore, perché tu hai bussato e stai bussando alla porta dell'umanità da 2000 anni. Sia gloria al tuo nome, Signore. Amen. E Padre, io vorrei pregare, diciamo, per la situazione in Ucraina. Padre, in particolare per i credenti lì ad Odessa. Abbiamo un ragazzo della nostra chiesa a Trieste che proprio viene da Odessa. E la sua chiesa proprio sta soffrendo tremendamente e i credenti proprio diversi sono morti, altri soffrono molto. E Padre, prego per quella chiesa che possano testimoniare agli altri, diciamo, di te, che tu sei un Dio fedele, che loro non perdano la speranza. E Padre, prego anche per il papà di questa ragazza da Kiev. Padre, che suo padre è capellano del militare, sta viaggiando fra i diversi
gruppi di soldati testimoniando di te, incoraggiando, dando una parola di te. Questa ragazza ti ama, suo padre conosce te da 10 anni circa, fanno parte di una chiesa evangelica là. Padre, vuoi tu proteggere questo uomo, Nicolai, e Padre, usare lui per incoraggiare, portare diversi di loro, dei suoi soldati a te. Forse parlando anche con soldati russi, prigionieri, che loro possono convertirsi, vedere di te. Padre, non sappiamo quello che la tua mano in questo, non possiamo immaginare cosa sta succedendo, però tu sei in controllo, tu sei sovrano, e vuoi tu usare anche queste tragedie, queste cose orribili, proprio per la tua gloria, per portare molti altri a te, per la tua gloria. Ti lo chiediamo nel nome di Gesù. Sì, Signore, anch'io voglio ringraziarti perché oggi tu ci hai aperto gli occhi di nuovo. Non è mai scontato questo e noi invece pensiamo che sia tutto dovuto. Invece no, Signore, sei tu che decidi, hai tu tutto in mano. Signore, anch'io voglio pregarti di far finire questa guerra inutile, Signore. Noi sappiamo che tu hai tutto sotto controllo, ma Padre Santo ti chiediamo di non farci sentire troppo la sofferenza dei nostri fratelli. Voglia tu far finire prima questa cosa. Te ne preghiamo perché sentiamo le difficoltà di molta gente che cerca di portare la tua parola con la paura comunque di vedersi distruzione da tutte le parti. Anch'io ho una persona che conosco, tu sai, Signore, lui si chiama Davide ed è andato a parlare di te, Signore, è andato a portare tanti scatoloni con un furgone insieme a altre persone. E io ti chiedo di aiutare anche lui perché ha avuto proprio una brutta avventura. Tu lo sai, noi siamo qui a lodare il tuo nome perché sei l'unica cosa, l'unica persona che può salvare, l'unico vero Dio nel nostro mondo. Padre Santo, voglio continuare tu a tenere la tua mano potente sopra di noi. Grazie perché a noi le bombe ancora non ci sono arrivate, speriamo che non vengano mai, solo tu potrai fare questo. Decidi tu come vadano le cose, perché noi sappiamo che tutto quello che decidi è sempre per il bene nostro, Padre Santo. Noi ti amiamo con tutto il cuore, siamo qui proprio per lodarti. Amen, Padre mio. Amen. Signore, ti ringrazio per la tua immensa bontà, ti ringrazio per la tua immensa pazienza. Hai creato un mondo meraviglioso che noi possiamo distruggere. Facciamo guerre che dal buio dei tempi, da quando Caino è sceso sulla terra, e continuiamo a fare. Si distruggono fratelli e sorelle. Non ci arrivi da questa follia. È una follia che deve finire, ma come finirà? La puoi far finire solo tu, perché noi non abbiamo la capacità, non abbiamo la volontà. Aiuta a finire tutte queste cose. Che sia benedetto nel nome tuo e figlio tuo che ha mandato a morire sulla croce per noi. Amen. 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 Vorrei dare la parola al fratello Davide. Grazie. Bene, vogliamo pregare un momentino? Signore nostro Dio, vuoi tu aprire la tua parola oggi davanti a noi e parlare ai nostri cuori. Facci vedere quanto grande sei, oh Signore.
non sei un Dio qualsiasi. Tu sei un Dio immenso, grandissimo. E Padre, per mezzo della tua parola oggi, vuoi tu aprirci gli occhi a vedere la tua grandezza e lodarti, adorarti sempre di più e fidarci di più di te. Ti lo chiediamo nel nome di Gesù. Stamattina faccio un tipo di messaggio un po' diverso del normale. Normalmente prendo un passo e faccio esegesi, cioè analizzo e tiro fuori da un passo. Oggi vedremo tanti passi per vedere un po' la grandezza del nostro Dio. Stamattina vorrei esaminare con voi brevemente qualche pensiero da due libri molto importanti dell'Antico Testamento, che nella Bibbia ebraica erano, almeno secondo gli esperti, la maggior parte, non erano due libri, ma un libro solo. I libri si chiamano Esdra e Neemia. Erano Esdra e Esdra 2, se vogliamo dire. Erano scritti probabilmente, sicuramente non prima di 440 a.C., però la maggior parte degli studiosi pensano che fra 420 e 430 a.C. Non si sa di sicuro, voi leggerete sull'internet, è questo, non fidarti di tanto di questo. La maggior parte degli esperti conservatori pensano che sia stato un compilatore, uno che ha preso le cose, diversi documenti, messo insieme. Ma fra questi, chi è questo compilatore nessuno sa di sicuro. Molti studiosi pensano che sia stato o Esdra stesso o Neemia, con Esdra il più quotato, se vogliamo dire, più probabile. Una parte del libro di Esdra sicuramente era scritto da Esdra, senza dubbio, e una parte del libro di Neemia era scritto da Neemia. Ma tutti gli studiosi sono convinti dai testi dei due libri che c'era un compilatore che ha usufruito di diversi testi e documenti, come per esempio l'editto ufficiale del re persiano Ciro, che troviamo in Esdra capitolo 1, per assimilare il testo completo dei due libri. No, ho detto prima che questi due libri erano molto importanti nell'Antico Testamento. Perché? Di che cosa si tratta in questi due libri per renderli così importanti? Questi due libri trattano il ritorno del popolo di Israele nel loro paese, nella loro terra, dopo 70 anni passati come esuli in Babilonia, e tutti i problemi che questo popolo affrontava nel ristabilirsi nel paese, nel ricostruire il loro tempio e la loro città Gerusalemme, in mezzo ai vicini ostili. Ma per capire bene la situazione di allora, facciamo un piccolo passo indietro. Dottor Sutto, ti do una lezione di storia. Lui era professore di storia. Vediamo. Proprio per ben capire la situazione, facciamo un piccolo passo indietro nella storia del popolo di Israele. Dopo che il re Giosia morì in 610-609 a.C., purtroppo Giuda, infetta dalla malattia spirituale della idolatria da sua sorella Israele del Nord, subito è scivolato o scivolata in una decadenza spirituale spaventosa. E Dio, per giudicarla, Giuda, mandò i babilonesi, guidati da Nabucodonosor, se volete Nebuchadnezzar, a me piace di più Nebuchadnezzar come pronuncia,
che ha invaso Giuda e poi in 605 a.C. ha sconfitto e catturato Gerusalemme. In quel tempo Nebuchadnezzar portò via da Gerusalemme in Babilonia Daniele e alcuni dei giovani più promettenti del paese per inserirli nel servizio personale del re. Poi quando Giuda si ribellata contro il re, il suo regno, Nebuchadnezzar tornò a Gerusalemme di nuovo. La sconfigge nell'anno 598-97 a.C. e questa volta egli portò via la più grande parte del popolo in esilio, in Babilonia, come schiavi, lasciando in Giuda solo un numero di abitanti molto ridotto. Ma 10 anni dopo, 585-586 a.C., anche questo piccolo gruppo ridotto, molto ridotto, anche se erano rimasti in pochi, si sono ribellati contro Nabucodonosor e ancora un'altra volta, egli, il re babilonese, tornò a Gerusalemme. Ma questa volta, stufato della loro ribellione, egli distrugge la città, buttando giù tutte le mura di Gerusalemme e rasando a terra anche il tempio del loro Dio. Quasi niente è rimasto in piedi. La città di Gerusalemme per loro a questo punto non esiste più. Il Tempio di Dio non esiste più. Questi di Giuda che sono rimasti in vita adesso si trovano in Babilonia come schiavi. Una situazione più che disastrosa. Per uno di Israele è la fine di tutto, del loro mondo, della loro esistenza. Sembra che il loro Dio li abbia abbandonato, sempre. Non c'era un futuro per loro, non c'era speranza. Non c'era niente, era la fine, o almeno sembrava così. Ma non è il capitolo finale della loro storia, come sappiamo. C'è un epilogo alla storia di Israele. C'è e come. E una parte di questo epilogo si legge nei libri di Esdra e di Neemia, che trattano il loro ritorno dalla schiavitù in Babilonia al loro paese in Israele. L'unica scintilla di speranza che i tementi di Dio fra il popolo di Israele nutrivano durante quel periodo di buio fitto in Babilonia erano le profezie di Geremia e di Isaia, forse Ezechiele anche, però principalmente di Geremia e di Isaia, che parlavano e profetizzavano di un futuro ritorno nel loro paese di Babilonia. Geremia era un profeta di Giuda che abitava e profetizzava a Gerusalemme nei giorni delle invasioni, anche nei giorni di Giosia, però le invasioni di Nabucodonosor fra 605 e fino a 585 avanti Cristo. Ed egli aveva profetizzato aveva già detto loro, una completa distruzione di Gerusalemme e del paese di Giuda dalla parte dei babilonesi. Ma parlava anche, non solo di distruzione, ma anche di un loro futuro, ritorno nella loro terra. Vogliamo leggere le due profezie. Il primo si trova in Geremia 25. Geremia 25. E poi la seconda in Geremia 29. Però leggiamo quella di Geremia 25. Dice, versetto 8, perciò così dice il Signore degli eserciti, poiché non avete dato ascolto alle mie parole,
ecco, io manderò a prendere tutte le nazioni del settentrione, del nord, dice il Signore, e manderò a chiamare Nabucodonosor, re di Babilonia, mio servitore, e li farò venire contro questo paese, contro i suoi abitanti e contro tutte le nazioni circostanti. Li voterò allo sterminio e li abbandonerò alla desolazione, alla divisione, a una solitudine perenne. Farò cessare in mezzo a loro il grido di gioia, il grido di esultanza, il canto dello sposo, il canto della sposa, il rumore della macina e la luce della lampada. Tutto questo paese sarà ridotto in una solitudine, in una desolazione, e queste nazioni serviranno il re di Babilonia per 70 anni. Per 70 anni. Ma quando saranno compiuti i 70 anni, io punirò il re di Babilonia e quella nazione, dice il Signore, a causa della loro iniquità. Punirò il paese di Caldei e lo ridurrò in una desolazione perenne. 70 anni. Ricordiamoci questo. Una profezia molto importante. Geremia 29, dal versetto 10 a 14. Poiché così parla il Signore, quando 70 anni saranno compiuti per Babilonia, io vi visiterò e manderò ad effetto per voi la mia buona parola, facendovi tornare in questo luogo. Infatti io so i pensieri che merito per voi, dice il Signore, pensieri di pace e non di male, per darvi un avvenire, una speranza. Voi mi invocherete, verrete a pregarmi ed io vi esaudirò. Voi mi cercherete, mi troverete perché mi cercherete con tutto il vostro cuore. Ed io mi lascerò trovare da voi, dice il Signore. Vi farò tornare dalla vostra prigionia. Vi raccoglierò da tutte le nazioni e da tutti i luoghi dove vi ho cacciati, dice il Signore. Vi ricondurrò nel luogo da cui vi ho fatto deportare. Però dopo 70 anni. Allora, quando è stato sconfitto la città di Gerusalemme dai babilonesi? È successo la prima volta in 605. Quando è stato distrutto il loro tempio e anche la città, questo è successo in 586-85. Cosa promette Dio nella bocca di Geremia? Promette che dopo 70 anni Dio farebbe rientrare Israele da Babilonia in Gerusalemme. E se dovessimo iniziare nell'anno 605 avanti Cristo e contiamo 70 anni, arriviamo a quando nella storia? A circa 536 avanti Cristo. Tenete questa data, 536, tenete questa data in mente, perché torneremo fra poco. Ma prima di leggere il capitolo 1 di Esdra, vogliamo brevemente esaminare un paio di profezie del profeta Isaia. No, Geremia abitava proprio durante il tempo quando è stata deportata la prima volta, ma Isaia abitava molti anni prima, 720 anni avanti Cristo. Molto prima. Però ascoltiamo Isaia 44, versetto 26 e 28. Io confermo la parola del mio servo e realizzo le predizioni dei miei messaggeri. Io dico di Gerusalemme, essa sarà abitata. Ma come? Essa sarà abitata? È strano. Perché? Gerusalemme era pienamente abitata. Però dice, essa sarà abitata. Come se c'era un futuro quando non sarà.
dice, essa sarà abitata. Delle città di Giuda, dicono, saranno ricostruite ed io ne rialzerò le rovine. Non erano rovinate, non erano distrutte, erano tutti, però apparentemente saranno distrutte e ricostruite. E poi, una cosa molto interessante, io dico all'abisso, fatti asciutto, io prosciugherò i tuoi fiumi. Tenete questo in mente. E io dico di chi? Di Ciro. Egli è il mio pastore. Egli adempirà tutte le mie volontà, dicendo a Gerusalemme sarà ricostruita e al Tempio le tue fondamenta saranno gettate. Ciro, per nome, in 720 avanti Cristo, Ciro abitava in 545. Andiamo ancora avanti, in Isaia 45, i primi 5 versetti, così parla il Signore al suo unto, a Ciro, che io ho preso per la destra per atterrare davanti a lui le nazioni, per sciogliere le cinture ai fianchi dei re, per aprire davanti a lui le porte, in modo che nessuno li resta chiusa. Io camminerò davanti a te, appianerò i luoghi impervi, frantumerò le porte di bronzo, spezzerò le sbarre di ferro, ed io ti darò i tesori nascosti nelle tenebre, le ricchezze riposte in luoghi segreti, affinché tu riconosca che io sono il Signore, che ti chiama per nome. 180 anni avanti. Che ti chiama per nome, il Dio di Israele. Per amore di Giacobbe, mio servo, e di Israele, mio eletto, io ti ho chiamato per nome. Cioè per incoraggiare Israele, dando il nome 180 anni in anticipo. Ti ho disegnato, sebbene non mi conoscevi. Io sono il Signore, e non ce n'è alcun altro. Fuori di me non c'è altro Dio. Fuori di me non c'è altro Dio. Io ti ho preparato, sebbene non mi conoscevi. Versetto 11 fino a 13. Così parla il Signore, il Santo di Israele, colui che l'ha formato. Voi mi interrogate circa le cose future, mi date delle ordini circa i miei figli, circa l'opera delle mie mani. Io ho fatto la terra e ho creato l'uomo su di essa. Io con le mie mani ho spiegato i cieli e comando tutto il loro esercito. Io ho suscitato Ciro nella giustizia e appianerà tutte le sue vie. Egli ricostruirà le mie città e rimanderà liberi i miei esuli senza prezzo di riscatto e senza doni, dice il Signore degli eserciti. Wow! Quando ha proclamato Isaia questa profezia? In circa 720 avanti Cristo. Che cosa rivela Isaia in questa profezia? Rivela che nel futuro Gerusalemme sarebbe resa desolata. Il popolo di Israele sarebbe portato via in esilio. Rivela anche che dopo Dio farà suscitare un certo uomo di nome Ciro, che rimanderà liberi gli esuli di Israele nel loro paese senza prezzo di riscatto e senza doni, e che questo uomo Ciro darà l'ordine di ricostruire la città di Gerusalemme. Per persone del popolo di Israele che stavano in esilio in Babilonia, che amavano e che seguivano il loro Dio, persone come Daniele, Shadrach, Meshach e Abednego ed altri, le profezie di Geremia e di Isaia erano
un respiro di aria fresca, le loro uniche scintille di speranza per il futuro. Avendo riassunto la situazione adesso tragica del popolo di Israele che da molti anni si trovava in esilio in Babilonia, vogliamo adesso leggere capitolo 1 di Esdra per capire un pochettino. E poi vogliamo tirare le somme. Esdra 1. Nel primo anno di Ciro, re di Persia, affinché si adempisse la parola del Signore pronunciata per bocca di Geremia, il Signore destò lo spirito di Ciro, re di Persia, il quale a voce e per iscritto, non solo per voce ma per iscritto, fece proclamare per tutto il suo regno questo editto. No, il primo re di Ciro, probabilmente nel 538, dopo aver sconfitto Babilonia, il primo re, nel 539, poi 538 sarebbe il primo re, primo anno quando lui regnava. E così dice Ciro, re di Persia: il Signore, Dio dei cieli, mi ha dato tutti i regni della terra, ed egli mi ha comandato di costruirgli una casa a Gerusalemme che si trova in Giuda. Chiunque tra voi e del suo popolo, il suo Dio, sia con lui, salga a Gerusalemme, che si trova in Giuda, e costruisca la casa del Signore, Dio di Israele, del Dio che è a Gerusalemme. Tutti quelli che rimangono ancora del popolo del Signore, dovunque risiedono, siano assistiti dalla gente del posto, con argento, con oro, doni in natura, bestiame e inoltre con offerte volontarie per la casa del Dio che è a Gerusalemme. Allora i capi famiglie di Giuda e di Beniamino, i sacerdoti e i leviti, tutti quelli ai quali Dio aveva destato lo spirito, si misero in cammino verso Gerusalemme per ricostruire la casa del Signore. Tutti i loro vicini li fornirono di oggetti di argento e d'oro, di doni in natura, di bestiame, di cose preziose, oltre a tutte le offerte volontarie. Ed il re Ciro tirò fuori gli utensili della casa del Signore che Nabucodonosor aveva portati via da Gerusalemme e messi nella casa del suo Dio. Ciro, re di Persia, li fece tirare fuori da Mithredat, il tesoriere, che li consegnò a Sheshbazzar, capo di Giuda. Eccone il numero: 30 bacinelli d'oro, 1000 bacinelli di argento, 29 coltelli, 30 coppe d'oro, 410 coppe di argento di seconda qualità, 1000 altri utensili. In tutto c'erano 500.400 oggetti di oro e di argento. Sheshbazzar li riportò tutti, quando gli esuli furono ricondotti da Babilonia a Gerusalemme. Dal versetto 1 sappiamo che siamo nel primo anno del re Ciro, re di Babilonia, re di Media Persia. Questo è il re che in 539 ha sconfitto Baltasar, re di Babilonia, probabilmente il nipote di Nabucodonosor, sembra. Effettivamente terminando e eliminando il regno babilonese. Poi questo Ciro fece proclamare per tutto il suo regno, a voce per iscritto, un editto ben particolare. E questo è successo, come dice il testo, nel primo anno del suo regno, cioè il 538. Cosa dice il re Ciro in questo editto particolare? Dice: il Signore, Dio dei cieli, mi ha dato tutti i regni della terra, ed egli mi ha comandato di costruirgli una casa a Gerusalemme,
che si trova in Giuda. Chiunque tra voi, il suo popolo, il suo Dio, sia con lui, salga a Gerusalemme, che si trova in Giuda, costruisca la casa del Signore, Dio di Israele, del Dio che è Gerusalemme. Tutti quelli che rimangono ancora del popolo di Israele, del Signore, dovunque risiedono, siano asseriti dalla gente del posto con argento, oro, doni di natura, bestiame, inoltre con offerte volontarie per la casa del Dio che è a Gerusalemme. Quello che Ciro ordina in questo editto in 538 non è una cosa normale. Avete mai pensato? Non è una cosa normale. Un re pagano, almeno fino a forse poco tempo prima, un re pagano, io dico pagano forse in un certo senso, non era ebreo. Ho la mia idea, forse sbaglio, la storia ci rivelerà. Io penso personalmente, quando leggiamo in Daniele, che parla di Dario, in capitolo 6, che era sopra tante 120 province, mi sembra, o qualcosa, satrapi in quel senso là. Con ogni probabilità, secondo molti esperti, non solo secondo me, sono molti esperti, io ho una ventina di commentari su Daniele. Una bella parte crede, diciamo, che Dario era un titolo, come Faraone, un titolo, come Cesare, un titolo, e che il vero Dario è Ciro stesso. Se questo fosse vero, allora probabilmente, che se leggiamo Daniele della fossa del leone, che probabilmente questo Dario o Ciro viene convertito. E sicuramente Daniele ha condiviso con lui questa profezia, aveva lui davanti a lui. E che da Isaia, guarda quello Dio dice di te, 180 anni prima, ti chiama per nome. Wow. Però quella che Ciro ordina in questo editto non è una cosa normale. Un re che non conosce per niente la nazione di Israele, e molto meno il Dio di Israele, almeno fino al punto di conoscere Daniele, ordina che gli esuli del popolo di Israele che si trovavano, diciamo, in Babilonia, siano liberi per tornare al loro paese di Israele e alla loro città di Gerusalemme per poter ricostruire il Tempio del loro Dio. In più Ciro dice, è stato Dio che gli ha comandato di fare quest'ordine. Dio mi ha comandato di farlo. La cosa straordinaria di tutte queste editto è che abbiamo davanti ai nostri occhi è l'adempimento in pieno della profezia che Dio per bocca di Isaia aveva pronunciato 182 anni prima, in 720 anni avanti Cristo, chiamando per nome questo uomo, Ciro, dicendo di lui che egli, Ciro, ricostruirà la mia città e rimanderà liberi i miei esuli, senza prezzo di riscatto e senza doni. Se questo editto veniva proclamato da Ciro in 538, ovviamente ci voleva un bel po' di tempo per gli esuli di prepararsi e organizzare prima di partire. Non è che avevano messo tutte le cose nelle macchine e partivano. No, dovevano anche costruire, diciamo, carri, tanti carri, preparare tutto. Probabilmente 1 anno o 2 anni sono passati. Tante preparazioni per organizzarsi prima di partire. Poi viaggiando con tutti i loro piccoli, eccetera. Non c'era un viaggio che potevo fare per essere completato in 448. No, ci voleva diversi mesi per arrivarci. E con ogni probabilità gli esuli sono arrivati nel loro paese di Israele e alla città di Gerusalemme nell'anno 536. Quanti anni sono passati da quando sono stati sconfitti e portati via nel 605? Esattamente 70 anni, come ha detto la profezia.
profeta Geremia. Abbiamo davanti ai nostri occhi, in capitolo 1 di Esra, anche l'adempimento delle profezie di Geremia, che prediceva che Israele resterebbe in cattività in Babilonia per 70 anni. Non sono cose di poco conto. Allora, quali principi ci sono per noi in questo capitolo? Vorrei proporre velocemente 3 principi da considerare. Primo è questo: Dio è un Dio grande, anzi grandissimo, grandissimo. Guardiamo ancora versetto 1 a 3, io vi leggo questo e poi vediamo. Nel primo anno di Ciro, re di Persia, affinché si adempisse la parola del Signore, pronunziata per bocca di Geremia, il Signore destò lo spirito di Ciro, re di Persia, il quale a voce per iscritto fece proclamare per tutto il suo regno questo editto. Così dice Ciro, re di Persia: il Signore, Dio dei cieli, mi ha dato tutti i regni della terra. Egli mi ha comandato di costruirgli una casa a Gerusalemme che si trova in Giuda. Chiunque trova voi, chiunque tra voi ed il suo popolo, il suo Dio sia con lui, salga a Gerusalemme che si trova in Giuda e costruisca la casa del Signore, Dio di Israele, del Dio che è a Gerusalemme. Chi è capace, vi domando, chi è capace di dire 182 anni in anticipo quello che lui sta per fare? Tu sei capace di fare quello? Conosci qualcuno? Io no. Tranne uno. Solo un Dio grande, grandissimo, onnisciente, che sa il futuro prima che succeda. Chi è capace di chiamare per nome una persona e dire quello che la persona farà 182 anni in anticipo? Solo un Dio grande, grandissimo. Chi è capace di comunicare l'esatto numero di anni che un popolo rimarrà in esilio prima di tornare a casa? Solo un Dio grande, grandissimo. Adesso vi faccio vedere un'altra cosa che probabilmente non avete notato. Isaia 44, 26 28 dice: io confermo la parola del mio servo, realizzo le predizioni dei messaggeri. Io dico di Gerusalemme, essa sarà abitata, della città di Giuda dico saranno ricostruite, ed io ne rialzerò le rovine. Ok. Poi dice: io dico all'abisso, fatti asciutto. Io prosciugherò i tuoi fiumi. Cosa vuol dire questo? Io dico di Ciro che egli è il mio pastore, egli adempirà tutta la mia volontà, dicendo a Gerusalemme sarà ricostruita e al Tempio le tue fondamenta saranno gettate. Chi è capace di dire in dettaglio come una città sarà sconfitta 180 anni in anticipo? Dio l'ha fatto in questo passo. Come poteva Ciro, il re medio persiano, sconfiggere la città di Babilonia, una città quasi impenetrabile, con le mura molto alte e molto larghe? Come poteva entrare? Per poter sconfiggere la città di Babilonia, egli ha dovuto fare una cosa ben particolare. Lui manda i suoi soldati, mesi in anticipo, vanno sul grande fiume che passa sotto Babilonia, e lui va su, e i suoi soldati cominciano a buttare terra e alberi, e ci volevano mesi, forse un anno. Però col tempo cosa è successo? Sono riusciti, a sviare il fiume, il corso del fiume. A quel punto le acque che passavano sotto Babilonia si abbassavano, finché i soldati potevano entrare nell'acqua e passare sotto
le mura di Babilonia e nessuno aspettava. Tutti stavano vivendo e hanno preso la città in una notte. E Dio dice, io prosciugherò i tuoi fiumi. Wow! Dice 180 anni in anticipo. Esattamente come avrebbe fatto. Ripeto, Dio è un Dio grande, grandissimo. Egli è onnipotente. Non c'è niente che Egli non può fare. Egli è onnisciente, non c'è niente che Egli non sa, incluso anche il futuro. Il mio futuro, anche il tuo futuro. Egli è onnipresente. Non esiste un posto dove posso andare per sfuggire dalla sua presenza. Egli è già là, presente. Domanda, allora, qual è il tuo problema? Qual è il tuo problema? Qual è il tuo caso impossibile? Per questo Dio grande e grandissimo non c'è niente impossibile se è nella volontà di Dio per te, nella sua volontà per te. Io mi ricordo anni del passato, Giuliana, quando era giovane nella fede, mi parlava, ma Davide, la mia più grande preoccupazione per i nostri figli. Diciamo, la chiesa evangelica qui a città, a questa zona, è molto piccola. E se i miei figli si convertono, dove troveranno mariti, mogli? È una giusta domanda. Io vi dico, Dio è grande. Non è un problema troppo grande per Lui. L'idea è questa. Io vi do la mia esperienza. Voi avete sentito un po' più avanti come ho conosciuto Richiere e come è andata. Però vorrei dire un'altra cosa, solo per darvi un'idea. Io anni del passato stavo in America frequentando la facoltà teologica. Eravamo 1.000 studenti, 1.100 studenti, 600-700 di loro erano donne. Invece, ovviamente volevo sposarmi, trovare la moglie, però non volevo spogliarmi. Ho detto, Signore, poi ho sentito un predicatore di cui avevo grande stima, un inglese, e lui ha condiviso la sua storia, come il Signore un po' ha parlato, come con Adamo. Diciamo, per trovare la moglie per Adamo, l'ha messo Adamo a dormire. E poi quando si è svegliato, eccola, Eva. E lui ha detto, no, questo qui non è un principio biblico necessariamente da praticare, nessun senso. Però dice, Dio è grande, Lui sa i tuoi bisogni, e se noi affidiamo a Lui con tutto il nostro cuore questo, se noi stiamo seguendolo con tutto il nostro cuore e affidiamo, Signore, io voglio solo la tua volontà, guidami tu, non lasciarmi sbagliare. E come Lui ha detto, perché non cercare di, in un certo senso, addormentarti nel Signore? E lasciare Lui, Signore, scegli tu, quando la persona è giusta, metti davanti a me, convincimi che da te. Io non vorrei andare. Infatti, in America abbiamo questa pratica, non è esattamente come qui è un po' diverso, però lì per conoscere una ragazza si fa un appuntamento, si esce fuori per una pizza, per una partita, una cosa del genere. Non vuol dire niente. Tu vai fuori anche 5, 6, 10 volte e non vuol dire niente. Non c'è un legame necessariamente. Però se le cose vanno bene, allora potresti diventare una cosa seria. Io ho fatto questo spesse volte nel passato. Dico, Signore, io sono stufo di questo, non vorrei sprecare il mio tempo per te. Voglio che tu mi guidi, che tu provvedi per me, in questo senso là, e che tu mi guidi alla persona giusta. Allora io non vorrei più uscire fuori con una ragazza, finché tu non lo metti davanti a me e quasi quasi mi svegli. Eccola. Quella sembra un po' stupido.
e c'era anche il presidente della facoltà teologica, un uomo di Dio, grandemente un uomo di Dio, mi ha portato fuori per cena, o per pranzo, non mi ricordo, però ha detto, ti offro. E mi parla, Davide, senti, Italia è una nazione abbastanza sensuale, e lo è, se siamo onesti, lo è. America è diventata, però in quei tempi là, 40 qualcosa anni fa, non era così sensuale, è diventata adesso. Però ha detto, perché lui è stata qua un paio di volte, anni del passato, a Pordenone, anche ha predicato, 50 anni fa, e lui conosceva un po'. E ha detto, qui abbiamo 600-700 ragazze disponibili, non c'è uno fra di loro che potresti scegliere? E dico, potrebbe essere, però vorrei lasciare Dio scegliere per me. Dice, ok, non posso dire niente. Venendo in Italia, ho scoperto che la nostra missione ha altri requisiti. Se tu vuoi sposare una ragazza del posto, o in Italia, ovunque, non soltanto deve essere credente, ovviamente, ma deve anche parlare inglese, comprendere e parlare inglese, e poi deve aver fatto almeno un anno della facoltà teologica, o almeno diciamo all'università, di scuola biblica, un anno minimo. Venendo in Italia, 41 anni fa, quanti ragazzi italiani parlavano inglese e avranno fatto almeno un anno di scuola biblica? Forse uno in 1 milione, uno in 5 milioni, uno in 10 milioni, pochissimi. Quale possibilità c'era per trovare una ragazza qua? Dice, Signore, tu sei Dio, tu conosci il mio bisogno, le mie esigenze, scegli tu. Se tu sei Dio, niente è impossibile per te. Provvedi tu per me. Io voglio seguirti con tutto il cuore. Costi quello che costi. Non voglio sbagliarmi. Il Signore, diciamo, sono stato a un convegno per uomini. Riccardo, mi sembra che tu sei stato anche con noi qualche volta a Isola, giusto? Tu sei venuto con me a Isola? Con i convegni di Bill Standridge. E quell'anno c'era Giovanni Cratley che ha chiesto, abbiamo bisogno di persone, uomini che ci aiutino come capocamere ad Isola. E non abbiamo abbastanza. C'è qualcuno fra di voi che ho pensato, non ho grandi esperienze con bambini, però proverò. Sono andato ad Isola, 83, l'estate, parlando tutto il resto, e poi c'era un giorno in cui ho dovuto portare un ragazzo della mia stanza da Cratley, dal capo, per una questione di disciplina, che non mi ascoltava. Allora, bene, tu ascolti, diciamo, il direttore. E lì stavo lì, diciamo, nella scala aspettando, diciamo, il prossimo appuntamento davanti al suo appartamento. E poi è arrivato questa signora qua, mi ha guardato tutto il resto, mi ha parlato in inglese. Click, inglese. Come hai imparato inglese? E poi, un pochettino andando avanti, certe cose, ho scoperto che ha avuto non un anno di scuola biblica, ma 3, in Germania. Però parla benissimo inglese. Il resto è storia. Dio è grande. Il presidente è venuto in Italia di nuovo 2 o 3 anni dopo, ha conosciuto Rachele. Avete ragione. In Geremia 33, versetto 3, Dio ci invita,
invocami ed io ti risponderò. Ti annunzierò cose grandi, impenetrabili, che tu non conosci. Domanda per te, sfida per te. Perché non metterlo alla prova? Perché non metterlo alla prova? Ecco il secondo principio. Dio è un Dio che adempia in pieno quello che Lui promette di fare. Dio aveva promesso per la bocca di Isaia che egli avrebbe suscitato un uomo di nome Ciro e che questo uomo avrebbe fatto tornare il popolo di Israele dall'esilio in Babilonia nella sua terra in Palestina. E quello che Dio ha promesso al suo popolo, egli ha fatto. Se Dio adempie in pieno quello che promette di fare, valerebbe la pena per noi studiare a fondo le altre sue promesse trovate nelle scritture, sino quelle che parlano del futuro, che si trovano nel libro di Daniele, di Apocalisse, prima e seconda Tessalonicesi, capitolo 24 di Matteo, ma siano anche quelli promessi personali che sono indirizzati a me e a te. Per esempio, come 1 Corinzi 10:13, nessuna tentazione vi ha colti che non sia stata umana. Però Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via di uscirne, affinché lo possiate sopportare. Dio promette questo. Promette. Le sue promesse sono per noi. Perché non lo cerchiamo nelle scritture? Le esaminiamo a fondo e poi mettere Dio alla prova con quello che Egli ci ha promesso di fare? Io sono stato ieri proprio a studiare con 3 uomini profughi battezzati 2 mesi fa. 2 erano iraniani, 1 afghano. E noi stiamo pregando per un lavoro. E se senti, abbiamo letto qualche passo insieme. Dio ti comanda di lavorare, diciamo nel senso, è un comando, Dio vuole che noi lavoriamo. Lui sa che è un'esigenza tua, tu hai bisogno di questo, fidati di Lui. Cioè, non dico che succederà 448, però tu continui a crescere in Lui, metti tutto quello che hai nelle sue mani, Dio provvederà per il tuo lavoro. Devi aspettare, però devi fidarti di Lui. Lui provvederà, se tu lo stai seguendo, tu sei suo figlio. Lui promette di provvedere ogni tuo bisogno. Provvederà anche per il tuo lavoro. Fidati di Lui e lasciare Lui guidarti. Provvedere il lavoro giusto per te, nel suo tempo. Non so per te quale bisogno che hai. Se tu stai cercando il suo, diciamo, di seguirlo con tutto il tuo cuore, nel suo tempo provvederà ogni tuo bisogno. Ogni tuo bisogno. L'ultimo principio, Dio non abbandona mai il suo popolo, i suoi figli. Come qualsiasi buon padre, quando i suoi figli si ribellano contro di lui, egli deve disciplinarli, castigarli con una punizione adeguata all'infrazione. Ogni buon padre fa una cosa del genere. Ma il fatto che egli li castiga e li disciplina non vuol dire che egli non li ama e nemmeno che egli li ha abbandonati. Anzi, il fatto che egli li disciplina, li castiga è un segno che li ama. Come dice espressamente in Ebrei 12, versetto 5 fino ad 8, dice: avete dimenticato l'esortazione rivolta a voi come a figli. Figlio mio, non disprezzare la disciplina del Signore, non ti perdere di animo quando sei da Lui ripreso, perché il Signore corregge quelli che Egli ama. Corregge quelli che Egli ama e punisci tutti coloro che riconosci come figli. Sopportate queste cose per vostra correzione. Dio vi tratta come figli
Infatti, qual è il figlio che il padre non corregga? Ma se siete esclusi da quelle correzioni di cui hanno avuto la loro parte, allora siete bastardi e non figli. È ovvio che dal testo che Dio ha disciplinato severamente il suo popolo, mandandolo in esilio in Babilonia per 70 anni. Una prova durissima. Era un castigo orrenda, ma dopo quello che sappiamo da altri passi delle scritture, pienamente meritata. Ma anche in mezzo a questo castigo, Dio gli manda messaggi di incoraggiamento, di speranza per bocca dei suoi profeti, da Geremia, da Isaia, da Ezechiele. Ascoltiamo la lettera che Dio gli manda attraverso Geremia, in capitolo 29, ancora una volta. E così parla il Signore degli eserciti, Dio di Israele, a tutti i deportati che ho fatto condurre da Gerusalemme a Babilonia. Dice: costruite case e abitatele, piantate giardini, mangiatene il frutto, prendete moglie, generate figli e figlie, prendete moglie per i vostri figli, date marito alle vostre figlie perché facciano figli e figlie. Moltiplicate là dove siete e non diminuite. Cercate, questo è interessante, cercate il bene delle città dove vi ho fatti deportare e pregate il Signore per essa, poiché dal bene di questa dipende il vostro bene. Il versetto 10, poiché così parla il Signore. Quando 70 anni saranno compiuti per Babilonia, io vi visiterò, manderò l'affetto per voi, la mia buona parola, facendovi tornare in questo luogo. Infatti, versetto 11, io so i pensieri che merito per voi, dice il Signore, pensieri di pace e non di male, per darvi un avvenire e una speranza. Voi mi invocherete, verrete a pregarmi ed io vi esaudirò. Voi mi cercherete e mi troverete, perché mi cercherete con tutto il vostro cuore. Io mi lascerò trovare da voi, dice il Signore. Vi farò tornare nella vostra prigionia. Vi raccoglierò da tutte le nazioni, da tutti i luoghi dove vi ho cacciati, dice il Signore. E vi ricondurrò nel luogo da cui vi ho fatti deportare. Questo messaggio non è un messaggio di disprezzo o di odio, ma un messaggio di amore verso il suo popolo, un messaggio di speranza, un invito a cercare la sua faccia. Anche se noi ci troviamo in difficoltà, sotto la disciplina del Signore, non vuol dire che Dio non ci ama o che Egli ci ha abbandonati, anzi, è sempre lì per noi, momento per momento, invitandoci di ravvederci, di cercare la sua faccia. La sua mano è sempre esteso verso di noi. Domanda: dov'è la tua mano? Esteso verso di Lui o nascosto indietro le tue spalle? Dio ha steso la sua mano verso di te. Dov'è la tua mano? Esteso verso Lui o nascosto indietro le tue spalle? Vorrei concludere oggi con una poesia. Dio non ci abbandona mai. Potrebbe sembrare. Io ho mandato questa poesia a 2 dei nostri membri ucraini che sono nella nostra chiesa, uno di Odessa e l'altro di Kiev, perché erano quasi disperati. Ho sognato un giorno che camminavo in riva al mare con il Signore e rivedevo sullo schermo del cielo tutti i giorni della mia vita passata. E per ogni giorno trascorso apparivano sulla sabbia 2 orme, le mie e quelle del Signore. Ma in alcuni tratti ho visto una sola orma, proprio nei giorni più difficili della mia vita.
E allora ho detto, Signore, io ho scelto di vivere con te e tu mi avevi promesso che saresti stato sempre con me. Perché mi ha lasciato solo? Proprio nei momenti più difficili. E lui mi ha risposto, figlio, tu non lo sai, tu lo sai che ti amo e non ti ho abbandonato mai. I giorni nei quali c'è soltanto un'orma sulla sabbia sono proprio quelli giorni in cui ti ho portato in braccio. Vito, tu vuoi guidarci in preghiera? Lodate al Signore perché tu ci accompagni. Anche quando noi non ci accorgiamo, tu sei con noi, Signore. Ti preghiamo di guidarci affinché noi possiamo renderci conto perfettamente che tu sei con noi, che nulla è impossibile per il tuo progetto, Signore. Abbiamo tante difficoltà in questo periodo e probabilmente ne avremo ancora altre. Tu, Signore, guidi il tuo popolo. Ti preghiamo, Signore, perché tu continui a guidare il tuo popolo, ma non ti preghiamo perché tu lo faccia, ma ti lodiamo perché tu lo farai e noi di questo siamo certi. Ti chiediamo, Signore, di estendere il tuo popolo. Ci sono delle città dove ancora molti non sanno la tua potenza e la tua gloria, Signore, questa città di Udine, questa città di Trieste, Signore, benedici le città di Udine, di Trieste, di Gorizia, di Pordenone, perché tu ci hai messo qui, Signore, tu ci hai messo qui perché noi costruiamo, perché noi operiamo e siccome ci hai messo qui, Signore, noi ti preghiamo in questo momento soprattutto per questi luoghi. Benedici questi luoghi, Signore. Grazie perché noi possiamo essere di benedizione, come sta scritto, per questi luoghi, per queste persone, per queste situazioni dove noi operiamo e dove noi viviamo. Grazie, Signore, perché possiamo essere di benedizione in questo senso. Ti lodiamo nel nome potente di Gesù Cristo. Amen. Amen. Glorioso Re dei Re, vestito di maestà, la terra gioirà, la terra gioirà. C'è luce intorno al Re, la voce sua si udrà, il male tremerà, il male tremerà. Dio grande Dio, canta
Grande è il nostro Dio e con questa certezza, questa consapevolezza, questa fiducia che in qualche modo abbiamo anche ricordato nella riflessione che ha anticipato la conclusione, vi salutiamo questa mattina, vi auguriamo una buona domenica nel Signore.